Salve a tutti e ben ritrovati a Di Arte, sono ancora qui in compagnia di Giulio Neri che vado subito a salutare. Ciao Giulio. Ciao, Allora, qui davanti a noi vedete subito una bottiglia di spumante, di vino. Ovviamente non ne stiamo facendo, non ci stiamo ubriacando, ma semplicemente fa parte dell'attività artistica di Giulio. La regia in questo momento sta inquadrando l'etichetta che è proprio opera di Giulio Neri e vorrei che tu ne parlassi, Giulio, perché è legata ad un avvenimento importante. Certo. Praticamente quando abbiamo fatto Enigma 2, dove parlavamo prima, l'altro giorno, no, ieri ne abbiamo parlato, del quadro che stavano per rubare, tutto quanto. Enigma 2, praticamente c'era un rinfresco fatto dal Consorzio Vino e Olio dei Colli di Cesena, che tra l'altro sono quelli che organizzano anche la Romagna Wine Festival che c'è a Cesena, e ci hanno proposto di fare delle etichette a 3 pittori, difatti c'è anche Parmarese. Sì. E io, quella che hai visto qui, praticamente è una mia etichetta, io l'ho presa in modo così allegro perché ho pensato vino, allegria, io difatti a me piace il vino rosso, vino, allegria è un bacco fatto un po' così, senza tanto impegno, ma sì che sia simpatico, e ho avuto la soddisfazione di vederlo poi fotografato e messo su quelle bottiglie, e per me è stata un'altra grande soddisfazione, e anche per Vincenzo, che anche lui è stato quello, ha curato il progetto, ovviamente, esatto. È il solito, c'è sempre il suo zampino. Allora, quelli che vediamo dietro le nostre spalle, Giulio, che cosa sono? Sono ossi di seppia. Ossi di seppia. Uno degli ultimi, diciamo che sono tra le ultime trovate. Esatto, un'altra sperimentazione di Giulio Neri, che viaggia tra le fusioni, tra insomma la bruciatura, sì, certo, le colle. Poi questo ad esempio mi porta al passato, anche alla mia infanzia, perché mi sono chiesto del perché ero attratto così dagli ossi di seppia, perché mi ricordo che da bambino le prime gite in spiaggia si trovavano se ne trovavano di tantissimo. E allora io avevo un mio amico che era poi figlio di un pescatore, un mio carissimo amico, e io gli dissi: cos'è questo? Che non sapevo nemmeno cos'era. È un osso di seppia, questo li prendono e gli danno ai canarini da mangiare, così. E l'ho preso in mano e feci così col dito, era fragilissimo, friabilissimo. E allora ho voluto praticamente quest'osso di seppia, dopo, negli anni, trasformarlo in un qualcosa di solido. Quindi prima ho provato con le fusioni in osso di seppia, che qui non le abbiamo, ma nel mio primo quadro ci sono. È una tecnica di fusione in osso di seppia, solo che a me, invece di tenere la fusione, a me piaceva il risultato della bruciatura sull'osso di seppia, che è simile a quello poi. E questi color terra, color bruciato, tutto quanto, mi hanno sempre ispirato, e così ho incominciato a lavorarli, mettendoli sempre su materia colle, così, al centro ci sono i 3 simboli, vedi? Sì, sempre quelli che ritornano. E ognuno di quei pezzettini d'osso, andandolo a vedere da vicino, ha dei simboli, o qualcuno rappresenta una caravella. Ecco, che simboli sono questi che vediamo sopra gli ossi di seppia? Cioè, fanno parte di un codice di segni che appartiene al tuo universo, all'universo di Giulio Neri artista, che ogni tanto vi attinge e li esplica nelle opere, oppure cosa rappresentano questi segni? È un tuo modo di comunicare? Esatto, questo è un mio modo di comunicare al di là della lingua e al di là della forma, perché potrebbe sembrare anche una cozzaglia di roba, ma invece ognuno trasmette, quando si diceva metterci l'anima, trasmette qualcosa, o che è un mio ricordo, o un'emozione, o quello che è. Di sopra abbiamo difatti il Polo Sud, perché il Polo Sud quando disgela praticamente scopre un po' la terra, e sotto il Polo Nord, che è quello più bianco, e difatti al centro c'è ci sono anche dei profili però. Ci sono dei numeri, no? Ci sono dei segni, ci sono tante cose lì, ci sono delle lettere, ma questo sarebbe molto complicato da spiegarlo, perché ci sono diverse cose lì dentro. No, io vorrei che tu ce lo spiegassi invece, perché è abbastanza interessante concettualmente. Sì, praticamente ci sono
un po' vogliono rappresentare anche le rune, hai presente le rune nordiche che erano quelle pietre che loro leggevano così per leggere anche il futuro. Cose. E io ho voluto fare anche una specie cioè trasformare queste rune con gli ossi di seppia in modo che, come se tu leggessi i tarocchi, in senso così metaforico. E tu quindi quell'insieme diciamo di tarocchi inventati con le cose rappresentano l'anima di quel momento, lo stato d'animo di Giulio Neri, che è fatta come? Siamo sempre lì, numeri, che possono essere lo studio, la scienza. Ad esempio là c'è una caravella, quindi la storia, la letteratura, il viaggio, il sogno del viaggio di Colombo e tutte queste cose qui. E poi ci sono altri simboli meno chiari o più chiari, c'è una faccia accennata sopra, in alto là, abbastanza. Ecco perché volevo che ne parlassi. C'è un Cristo, guarda, se te lo posso... Sì, se guardi là in alto a sinistra, c'è un volto di un Cristo, sempre fatto in piccolo, così. Lì si vede bene, lì. Riesci a vederlo? Quella bruciatura? Certo. Ecco, è realizzata sempre con la bruciatura sugli ossi. Allora, qui sono incisioni, con una punta incido, e poi il colore è dato col fuoco. Col fuoco lì. E come incollato? Dopo io lo incollo. Quelle colle che sono sotto sono colle che si sciolgono. Si sciolgono? Appoggi. E fissano subito? E fissano nel giro di pochi secondi. E invece il supporto è tavola di legno? È una tavola di legno, sì. Questo, se vedi, là ci sono più spazi tra le varie seppie, sono vuoti, qui invece sono tutti pari, perché lì è il polo sud quando si disgela si ritira il ghiaccio e scopre la terra, il polo nord non lo scopre mai. Ecco perché ho voluto che tu raccontassi meglio tutto questo, perché ovviamente è inutile dirlo, assume un interesse, una qualità, un interesse ancora maggiore. Semplicemente... Sì, poi quello che volevo dire soprattutto, cioè queste cose qui, bene o male, sono solamente mie. Sì, e quando qualcuno dice nell'arte non c'è più niente da dire, a me mi fa fare un salto così. No, l'arte, anzi dell'arte è stato scoperto proprio, come si usa dire, la punta dell'iceberg. Non si finirà mai di scoprire, solo che non bisogna cadere nelle trappole di quello che va di moda. A tal proposito ti dico, Giulio, tu sei stato definito, io ho letto tantissime critiche che ti hanno dedicato, tantissimi commenti alla tua arte. Sei stato definito seguace di artisti, leggo perché a memoria, seguace di artisti, sperimentatore di tecniche avanguardistiche. Ma non sei molto d'accordo con questa cosa? Io sono... Perché secondo me è la parola seguace che a te proprio non ti sta bene. I maestri li accetto, poi li ho lasciati e adesso... Però ecco, questo volevo sapere, negli anni 60, che sono gli anni, insomma, cito questi anni perché sono gli anni in cui tu hai partecipato attivamente proprio... sì, però mentre facevo il ribelle come persona, ma sempre in prima persona, a me a scuola mi buttavano fuori dalla scuola, ma io mi ribellavo io, non in branco. Ok, quali sono stati gli avanguardisti in quel periodo che ti hanno più influenzato? Quelli seri, quelli che consapevoli, io guarda, non i millantatori? Non ho mai seguito le correnti, quindi quando gli altri giravano con i jeans, io giravo in giacca e cravatta, quando loro mettevano i jeans. Quindi io gli avanguardisti in quel periodo, siccome studiavo e volevo imparare le tecniche, non li ho proprio guardati. Niente. Non mi interessavano, a me schifano, l'ho scoperto dopo. Cosa pensi invece di adesso, di oggi? Cioè, a che punto pensi stia la sperimentazione artistica oggi? Pensi ci sia ancora la volontà di sperimentare, di creare cose nuove, di cercare qualcosa che rappresenti? Cioè, a che punto è l'arte? Secondo me i giovani stanno tentando di sperimentare, non è vero che non fanno niente. Certo, nel branco sono sempre pochi quelli che si distinguono, sono quelli che sperimentano. Adesso fanno le installazioni, i giochi di luce. Cioè, io anche se appartengo al passato, capisco che il futuro è questo. Un domani gli ologrammi, come posso dire, queste cose qui saranno... Però tu hai iniziato con le installazioni, no?
le tue prime opere erano delle installazioni, ne hai fatte di installazioni quando eri giovane o mai? No, 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 mai. Io sono contrario. Io capisco che questi sono la strada giusta, ma io non la farei perché io appartengo a un'altra epoca, ho fatto il mio viaggio, ho fatto il mio percorso e adesso praticamente non guardo gli altri, guardo quello che faccio, nel senso che deve dar conto a me quello che faccio. Perché... tu ad un certo punto segui nella tua vita un periodo di silenzio dall'arte, silenzio artistico, dovuto da un senso di insoddisfazione, dovuto da un senso di opposizione, no? Per cui ti allontani un po' dal mondo artistico. A cosa ti opponevi? Mi opponevo soprattutto perché andando in giro per le città e vedendo le gallerie, così, non andando proprio a cercare, ma ci passavi, le vedevi e vedevo cose che reputavo vergognose, cioè chiamare arte dell'imbratatela, bisogna avere il coraggio di dirlo, perché un conto se facciamo una mostra dei bambini e allora possono sembrare dei capolavori perché sono bambini e magari hanno del talento, ma una persona di 30-40 anni che fa cose infantili, ma non perché è andato controcorrente e ha distrutto tutto quello che, perché più in linea è andato e trova il gallerista compiacente perché gli fa pagare lo spazio, perché gli fa pagare, e questo che gode nel poter dire ho fatto la mostra qua, ho fatto la mostra lì. Infatti sono uscito la prima volta nel 2003. Sai quante volte mi hanno chiesto di fare le mostre prima a me? Non le ho mai fatte perché non mi sentivo pronto. A me una volta stavo dipingendo in plein air a San Marino, non so se l'ho già detto, adesso te la ridico, comunque stavo dipingendo un castello, si è fermato un signore e ha detto ma quel quadro è finito, era finito. No, gli ho detto non è finito. Comunque lei tutti i quadri che fa su San Marino io li compro, io non ho più fatto niente su San Marino. Solo l'idea di mettermi in serie e fare delle cose su ordine, no, io lavoro e perciò sono più libero degli altri. Perché posso fare quello che mi pare perché vivo lavorando, non devo vendere un mio quadro per un piatto di minestra o fare come... A tutti i costi. A tutti i costi. I critici, gli addetti ai lavori, come li chiami tu, hanno definito la tua tecnica, il tuo stile, espressionismo monocromatico. Ti ci rivedi? Io mi ritengo un simbolista materico, se mi devo definire. Simbolismo materico, non credo che ci sia altra definizione. Se dovessi definire con un aggettivo i tuoi quadri, come li definiresti, come li descriveresti? Giulio Neri. È un aggettivo. No, nome e cognome. Aggettivo Giulio Neri che tende un po', fammi capire. che poi... controcorrente e abbastanza... A controcorrente, allo stesso tempo molto schematico. Sono praticamente, io sono tutto il contrario di tutto, cioè sono praticamente così, io sono così, cioè faccio il mio e me lo critico. Hanno definito proprio l'espressionismo monocromatico con pennellate accese, intrise di astio, intrise di grinta, forse anche un po' di rabbia. Anche, io hai visto che faccio diverse cose, ma non hai nemmeno visto tutte quelle infatti secondo me non è neanche giusto darti un'etichetta, una categoria. Io non ho mica portato tutto quello che ho fatto. Perché potrebbe essere vero, sì, espressionismo monocromatico, però forse proprio nel tuo primo periodo, adesso... Sì, lo so, cioè nel senso Giulio Neri mi sa di un artista in continua evoluzione, quindi inquadrarlo in un... Cioè io non mi sento legato a niente, non voglio essere legato a niente. Senti, c'è stato qualcuno nel tuo percorso, un amico, un artista con cui hai condiviso la tua arte, con cui hai, non so, con cui ti sei confrontato nel tuo cammino, hai incontrato qualcuno che ha condiviso con te questa passione? No, ne ho conosciuti diversi, ma facevamo ognuno a modo suo, faceva quello che poteva fare, quello che era capace di fare. Ne ho incontrato uno che era Guerra delle Fragole, che però facevano cose diverse, alcune cose sue mi piacevano, altre non le condividevo. Gabriele Guerra, che è colui con cui hai aperto insieme un atelier? Avevamo, sì, avuto un periodo insieme, però ognuno faceva le sue cose. Però poi che cosa è successo? Perché avete smembrato l'atelier
E ho letto che avete buttato tutto via. È durato poco, perché io sono un cane sciolto, io devo lavorare da solo, non posso lavorare con nessuno. Bene, benissimo, cane sciolto. Io ti devo purtroppo salutare, è stato davvero un piacere averti qui. È stato un piacere È stato mio. Divertentissimo. Io saluto il nostro pubblico, vi invito a seguire ovviamente Giulio Neri nelle prossime mostre che farà e io vi rimando all'appuntamento della prossima settimana sempre qui a Di Arte. Ciao a tutti!